Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Passano, le mode e tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so, torno sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, tutto alla rovescia. Ecco come diciamo la verità, io scandalizzavo quando mi muovevo, oggi me lo dici tu, chi si scandalizza più? Io no. Tutte marionette, con cuore di stracci senza amore e pietà, e allora guardati allo specchio, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, e se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, le mode e tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Signore e signori, Celentino! Sì! Oh! E allora guardati allo specchio, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, e se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, le mode e tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Ma buonasera Buonasera a tutti, ragazzi. Ma che bello averti qui. Ciao, grazie. Anche a me. Grazie che mi regali, ma questo è il termine sbagliato, perché ci regali, non solo a me ma a tanti dei nostri amici a casa, un'ora della tua arte, della tua musica. Non esagerare. No, guarda che quel che è giusto. Io l'ho scritto prima nei social. Non solo sei un amico vero, ma sei un grande artista, quindi grazie per essere qui. Sì, però ti voglio dire una cosa. Sì, dimmi. Che io sono un po' invidioso di te, di Valentina, di tutti gli altri. Perché invidioso? Ma no, ma perché? No, perché ti spiego. Voi siete personaggi, voi personaggi. Ma noi sai cos'è? Abbiamo portato il nostro mondo davanti all'altro mondo. Sì, ho capito. Noi siamo questi, ma eravamo questi anche prima di Casa Peiretti. Valentina era Valentina, Alessia era Alessia, Luciano era Luciano. Esatto, ma continuate a essere questi voi. Questo è bello, capito? Questo è fondamentale. Esatto. A proposito di persone importanti, abbiamo citato Valentina, abbiamo citato Alessia, non posso dimenticare nessuno di Casa Peiretti, quindi Enzo, eccetera. C'è una persona
importante nella tua vita? E come Tante, sono tante, però e c'erano tante persone. una è qui e voglio iniziare questa puntata in un modo che non ho mai fatto. Vediamo. Posso chiamarla? Certo, È la tua dolce metà? La chiami tu o la chiamo io? Chiamala tu. Ci siamo, cioè amici a casa, è una cosa che Peiretti improvvisa le cose così. Dai. Lucia, vieni qua vicino a me, vieni sul palco perché Qua, la tua dolce metà, eccola qui, sei in TV. Lucia, non solo lui, sempre solo lui, a casa sempre solo lui in TV, adesso ci sei anche tu. Voglio farti una domanda però, perché mi nasce proprio spontanea. Ma com'è vivere con Celentino? Com'è? È fantastico. Perché lui è così proprio nella vita, no? Quindi... Lui è così. Quando mi chiedono, ma lo imita, non lo imita, lui è così ed è speciale perché è così. Senti, posso farti una domanda tra me e te? Ma proprio solo tra me e te, tanto in segreto, ma quando lui di sera, no? Vuole un po' di coccole, com'è che te lo chiede? Uè, No, mi dai bacini, ci facciamo le coccole. Normale. Uè, ne sei forte, né niente. Sarebbe il colmo ti dicesse sei forte. Infatti ci sono tanti flashati che lo fanno. Lui è speciale perché è così. Grazie. La tua metà, finalmente anche lei in TV. Oh, che bel momento, ragazzi. E adesso il pezzo che faccio adesso certo. è dedicato specificamente soltanto a lei. Solo a lei. Sì. Grazie. Le pesche d'inverno. Sei forte. Sarebbe. Senti che testo questo è. Lo possono leggere lì davanti. Io finalmente ho vinto, mi sono finiti i guai, Beato te. non mi vergogno, pianto. Tu non puoi sapere che cosa mi è costato lei, neanche immaginare, mi sono superato, sai. Oh, yeah, tornare a respirare e non pensare più le nuvole sul mare se ne sono andate con un vento che mi porta su come un ascensore e stavolta non mi cado giù. Yeah. Mi vuole il sole adesso riappare, mi vuole davvero, mi vuole, ma chi mai l'avrebbe detto? È matta la vita, che sarebbe finita così. Vivi per me. È matta e imprevedibile la vita, lo sai? Vivi per me. E giorno dopo giorno ci credo un po' di più. Le pesche in pieno inverno, come prevedere quello che non ti aspettavi mai, come immaginare quello che sognare non puoi. Yeah. Mi vuole il sole adesso riappare, mi vuole davvero, mi vuole, ma chi mai l'avrebbe detto? È matta la vita, che sarebbe finita così. Mi vuole il sole adesso riappare, mi
Hai capito allora? Ho capito, ma è bello, cioè, è un gran bel testo, però sentire bello. anche l'emozione, l'importanza di avere una persona, Sì. cioè che nella sua vita lei ha scelto la tua di vita. Non è che ne abbiamo poi tante vite, No, esattamente. dobbiamo decidere bene con chi passarla, perché che io sappia ne abbiamo una Una sola, sì. una sola. Poi molti dicono che poi uno rinasce. Sono cose che nessuno le può raccontare. Tu avessi la possibilità di rivivere questa vita, cosa cambieresti della tua? Della mia vita cosa cambierei? Praticamente niente. Niente. E che bello. Anche perché se poi andassi a modificare qualcosa del tuo passato, in questo momento magari non saresti qui. No, certo. Ma no, guarda, intanto nella vita non ci può essere sempre tutto che vada bene. È normale che qualcosa va male, capito? Fa parte della. Esatto. Perciò devo dirti che la mia vita la rifarei tutta di nuovo da capo. Ecco, bene, mi fa piacere questo, e come mi farebbe molto piacere, ma proprio molto piacere, andare a leggere tanti messaggi questa sera. Amici a casa, adesso tocca a voi, dovete prendere il vostro cellulare in mano, comporre il 348 80 40 254 e scriverci un messaggino qui in diretta televisiva su Rete 7 sul canale 12, Esatto. che è il canale Pibel Cahier. Ok? Qui, capisci piemontese? Ogni tanto Peiretti Non capisco, spara non una frase, una parola in piemontese che forse capisce anche solo lui, perché poi il piemontese qua di Luserna è diverso da quello di Torino, è tutta una cosa strana. Sì, cambia, è vero. Ad esempio il patois io a volte non lo capisco. Tutta però un'altra il piemontese cosa. normale, sì. Adesso andiamo a cantare un brano, oh Diana. Sì, Diana. Però approfittate, amici, di questo brano, perché mentre canticchiate con noi è il momento di prendere il cellulare in mano. E adesso, oh Diana. Sì! Certo non ne ho viste mai, belle e sexy meglio di lei, ma mi sembra che lei è un po' troppo giovane per te. Ti capisco e come no, se però soffrir non vuoi, oh, fuggi via da lei, Diana. Già io ti vedo passeggiare fra la gente insieme con lei, mentre c'è chi pensa già che di Diana il padre sei, e ogni volta dover dire che tua figlia lei non è, oh, fuggi via da lei, Diana. Capricciosa, bionda rosa, morbidosa poi golosa, divertente, cotta al dente, e tu che non ti accorgi che sta cuocendoti a fuoco lento, anche se poi chi ama di più, fra voi due è ancora lei, finché un giorno ti risveglierai, come un pugile un po' suonato, da quel moto che ti ha lasciato, fuggi via da lei, Diana. Diana! Com'era capricciosa? È molto capriccio. Bionda? Ogni riccio? Un capriccio. Un capriccio! Capricciosa, bionda rosa, morbidosa poi golosa, divertente, cotta al dente, e tu che non capisci che non stai cuocendo soltanto me, è già buon punto anche con te, forse ammetterlo non puoi, e son certo che nei panni miei, pur di stare vicino a lei, te ne freghi degli
Già io mi vedo in un caffè, va la gente insieme con lei, mentre Alba pensa già che un bel giorno poi finirà, come pugili un po' suonati, quasi morti e innamorati. Resta qui con noi, Diana, qui con noi, Diana, qui con noi, Diana. E chissà se tra i tanti messaggi che adesso andremo a leggere c'è qualcuno o qualcuna, più che altro qualcuna che si chiama Diana. Andiamo? Proviamo? Vediamo. Facciamo un applauso a Enrico in regia per la regia di questa sera e adesso eccoli lì. Ciao Enrico e ciao Casa Peretti. Volevo fare un ricordo di mio nonno con una canzone del grande Adriano, se possibile, pregherò. Grazie mille. Ciao Christian, Ciao, grazie Christian. a tutti. Vediamo Ciao, di riuscire ciao. a farla questa sera, se no la mettiamo in programma per le prossime serate. Ciao zia, ti voglio bene. Ciao da Samuele. Ciao Samuele, grazie. Ciao, Samuele. Salutiamo anche la zia. Buonasera, ogni sera si respira un raggio di felicità guardando Casa Peretti. Evviva, Dani! Ciao Dani! Grazie Dani, Ciao, noi ce la grazie. mettiamo tutta, spero che arrivi. E Ah, questa Adriano. Adriano, sei un mito. Saluti da Michele, bravissimo Agostino. Grande, grazie. grande. Ciao grazie. Michele, ciao! Ma come ti assomiglia quello lì? Hai visto? Un abbraccio a tutti i nostri amici di Catania, dal Piemonte, da Charlie e sicuramente tutto lo staff della fantastica Casa Peretti. Ci tengo a sto messaggio, se è consentito farlo, grazie, certo. Buon lavoro alla regia e a tutti voi, noi siamo aperti a tutto e soprattutto a tutti. Casa Peretti è Ciao così. Charlie, ciao! E io non lo leggo questo. E anche oggi presenti, grandi come sempre. Un saluto a Fabio Lin, il mio amico da sempre, Minox. Ciao Minox, Ciao, ciao ragazzi, ciao! Ciao Fabio Lin, Fabio Lin. Fabio Lin si chiama. Enrico e Celentino, l'inizio è veramente con il botto. Un abbraccio da Alfonsina e Gennaro. Grazie Ciao. Alfonsina, ciao ragazzi. Germano, grazie. Stasera grande puntata, bravissimi Celentino, uè, sei forte. Ciao da Anna Maria. Ah, ciao Anna Maria, ciao, grazie. ciao. Sì. Io stanotte vado a dormire Ciao, pensando Celentino. a quella cosa che ti ho detto a tua moglie. È sempre un piacere sentirti cantare. Buona serata a tutti. Elena P. Elena. Spero di incontrarti presto, Elena. Brava Elena, fedelissima. Un abbraccio a Celentino, a Lucia di quello splendore chiamato Sharon. Ah sì, anche ad Enrico, vostra zia Marta. Grazie zia Marta, mi Ciao, raccomando. Marta. Ecco, domani sera te la faccio Ciao, pagare carissima. questo messaggio. Come? Ah sì, Sì, anche. Vabbè, domani dai. sera c'è lei? Domani sera c'è lei, certo, sì. Sì. Ciao ecco. Enrico Peretti, mi scuso se ti ho mandato tanti messaggi, però siete stati grandissimi e bravissimi. Grazie per gli auguri mandati a mio fratello. Ti salutano tutti dalla Puglia. Addirittura. Grazie da Antonio Primiceri di Rivalta di No, Torino. assolutamente non accetto le scuse perché non devi assolutamente scusarti, No, ma non devi figurati, scusare, ma caspita, divertitevi ma a casa, sì, divertitevi, mandate più messaggi che aspetta, potete. aspetta. Fammi leggere lì. Senti, Enrico ti amo. Rileggilo. Enrico ti amo. Ancora una volta. Enrico ti amo. Grazie Bruffi, grazie. Ciao Enrico Celentino, fammi sentire Serafino. Arriva in scaletta. Grazie a tutti voi. Pino da Chieri, l'abbiamo messa. Ciao Pino. Serafino abbiamo indovinato. Sì, non sì. c'è pregherò, ma vediamo di metterla. Allora, altrimenti- questa sera sono a mangiare di nuovo da mia cognata, quindi ti posso rivedere con piacere. Complimenti a te e a Celentino, da Mario e Maristella e Fiorenza. Ciao a tutti. Benissimo, Ciao ragazzi. pensa che si grazie. invitano a mangiare dalla cognata solo proprio per vedere Casa Peretti, perché a casa caspita. loro non lo vedono e quindi sono tutte bravo. le sere a mangiare dalla cognata. Ciao papino, siete bellissimi. Questo Grazie. è un messaggio per te, Sì, per forza. personalmente per me, sì, certo. Ciao Enrico, questa volta dovrò aspettare la replica per vedere, ma come sempre ci sarò. Un abbraccio e buona serata. Tiziana da Torino. Ricordiamo che Ciao, c'è la Tiziana. replica, grazie Tiziana per avermelo suggerito, alle 23:30 di questa sera. Ciao Casa Peretti, bravissimo, Celentino, grazie a chiunque tu Siete sia. molto gentili ragazzi, grazie. Quanto amor, Sì. amor, mi fai per favore una canzone azzurro Elena? Sì, c'è anche azzurro in scaletta sul Ce finale. la facciamo Elena. Te lo spoilero, si dice così adesso. Quando ti dici un segreto, spoilerare. Splendida persona Celentino Lucia, complimenti. Saluti da Ciro e la mamma. Ciao Ciro, ecco Ciro era. Ciro, quello chi che ti Ciro? dicevo io. Ciro si Ciro, chiama. Ciruzzo.
La mamma, speriamo che stia anche Abbiamo un po' parlato meglio di la te, mamma. Ciro, prima. Lo sai che è già finito il primo tempo? È già finito. Quindi quando finisce il primo tempo dobbiamo lanciare la pubblicità. Ci pensi tu? Dai, io vado a parlare un attimo con Lucia. Va bene, allora Lucia. ragazzi. Lui manda la pubblicità, io vengo da adesso, te. Per voi e per noi la pubblicità. Ti voglio bene. Con 24.000 baci, ogni istante perché l'amore vuole ogni istante 1000 baci, 1000 carezze vola l'ora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, d'un giorno splendido perché ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che do a te. Con 24.000 baci, così frenetici che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Ma sì, 24.000 baci. E 24 sono tanti, e 1000. E il Mila che... Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che do a te. Con 24.000 baci, così frenetici che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, d'un giorno splendido perché con 24.000 baci tu mi hai portato la follia. Con 24.000 baci ogni secondo bacio te. Con 24.000 baci ogni secondo bacio te e anche te. Grazie. Sì, facciamo tutti, io faccio tutti. Sì. Che adesso non ci si può più baciare, ma visto che- torneremo ad abbracciarci e baciarci come prima. speriamo il più presto possibile, È 2 perché, anni che non c'era. mamma mia, Che poi adesso la cosa bella di una notizia fresca, ma proprio fresca di Dimmi, oggi, fammi sapere. che visto il periodo che siamo, e sai che io ogni tanto mi fanno arrabbiare, poi i retti si inalbera. Ma è possibile che io se tengo una macchina ferma nel garage e non la uso devo pagare l'assicurazione? Ma spiega, perché è una notizia di oggi che adesso vorrebbero mettere l'assicurazione anche su una macchina che non usi. Ma se non la uso, ma cosa mi fai pagare l'assicurazione? Scusami, ma io quando succedono Sì. queste cose, ma Scusa, ho finito. No, ma ti capisco. Ho finito. Ti capisco. Ma perché? Effettivamente è così. Io penso che però questa cosa qua si può risolvere solo in un modo. Allora, tu fai domanda, dici la macchina è ferma. Sì. Sai che purtroppo ci sono tanta gente che imbroglioni in giro. Vabbè, ma non possiamo basarci su... No, ma aspetta. Allora, l'unica cosa sarebbe da fare, se tu effettivamente hai la macchina ed effettivamente tu non la usi, Certo. vengono, Sì. ti mettono i ganci e tu non paghi l'assicurazione. Vabbè, sì, Hai d'accordo, ma però capisci? a che no. livello siamo? Perché E ho capito, però capisci che come fai a controllare questa secondo me, se continuiamo così, se continuiamo su questa strada, saremo sempre più soli. Hai ragione. Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu,
È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. E tra un po' il panino in due. Stile suonare qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu. Soli, che poi è un brano sì portato al successo sia da Toto Cutugno, ma cioè sia da Celentano, ma se non sbaglio anche da Toto Cutugno. Mi sembra di sì. Chi è che l'ha fatto uscire prima? Chi lo sa? Questo non lo so. Credo forse prima Celentano, poi penso anch'io, sì. Però non ne sono sicuro, Sì, perché anch'io l'altro giorno penso, leggevo sì. proprio questo. Ricordiamo che siamo dal vivo, rigorosamente dal vivo. Sì. Lui sta cantando dal vivo, io sto presentando dal vivo. Mia le luci... moglie è lì dal vivo. Meno male. È seduta dal vivo mia moglie, sì. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Il prossimo brano, abbiamo cantato prima 24.000 baci, Sì. togliamo il 24.000 e resta... Baci. Eccola! Siamo allegri stasera, eh? Sì. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre fra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Ma poi a Voglio avere da te baci, solamente per me. Baci, tu volermi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amore, dammi i tuoi baci amore, per tutta la vita e per un giorno ancora. Ogni giorno guardi gli occhi miei, ogni notte sogno i baci tuoi.
perché? Voglio avere da te Baci, solamente per me. baci, Tu morir mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, e sola non può uscire mai con me. ma perché? Baci, Voglio avere da te baci, solamente per me. baci, Tu morir mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. baci, baci, baci. Ricordiamo che siamo dal vivo 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Ogni messaggio che ci mandate è un bacio che date a lui. Voglio avere da te baci, solamente per me. Baci, tu morir mi fai, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Gran finale. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita, per tutta la vita e per un giorno ancora. Bravo, ma che bello averti qui, te l'ho già detto forse 7-8 volte da quando mi hai suonato il campanello. Però Sì. bello, mi fa piacere. Mi sto fa- divertendo tanto anch'io. Ma perché comunque le canzoni di Adriano sono senza tempo, non hanno un'età, non hanno un inizio, non avranno una fine. È stato un genio musicale, Sì, veramente un non genio. solo musicale, perché se andiamo a parlare poi una puntata vorrei Sì. basarla sui film di Adriano Celentano. Ah, ecco, sì. Magari chiacchieriamo, facciamo vedere qualche immagine, perché sono delle immagini forti e fortissime, nel senso fortissime perché fa molto ridere e forti perché fanno anche molto pensare. Io già ti dissi altra volta che se Joan Lewis, ad esempio, Esatto, era un proprio film quel che, film lì. E se riprodotto di nuovo adesso piacerebbe tantissimo ai giovani. Secondo me sì, abbiamo 10 messaggi, forse di Voilà, più da andare a vediamoli, leggere, vediamoli, quindi vediamoli. Enrico in regia e facceli vedere. Eccoli qua. Facceli vedere. Siete fortissimi. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. 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 Eccola Izzy che vi guarda, che bella, brava Izzy, brava. È seduta sempre come mio papà, così. Mio papà Ciao, siete meravigliosi. Nina con voi passa un'ora tranquilla mentre fa la terapia. Con la neve buona serata, con la neve, cos'è? La buona serata Non lo so, Beppe da Torino. però Ciao Beppe. c'è una terapia di mezzo, Sì. quindi sono contento Son che cose- passa un'ora son cose tranquilla serie, con noi. certo. Sì. Ciao, bravo Celentino, potete fare gli auguri a Katia di Bagnolo per il suo compleanno domani. Certo, se potete, se Certo. bruciasse la città, non questa sera, ma E arriverà stasera. domani. Grazie mamma Ciao. e papà. E auguri Grazie. Katia allora. Auguri Ciao. per domani. Facciamoli ufficialmente domani. Ago, se rifaresti tutto da capo, lavoreremo di nuovo insieme. Un abbraccio, Angelo, Luciega e Ago, la coppia più bella Sì, sì, del sì. mondo. No, Angelo, rifarei anche quello, e sicuramente. Ti prego, cantami Svalutation, cioè col ti prego l'hanno scritta, ti prego, dobbiamo fare una modifica, vediamo se la troviamo come base. Ciao Celentino, è sempre un piacere vederti e stasera mi sembri più carico del solito. Sei fantastico, un bacio da Stefania. Brava Stefania, hai capito benissimo allora. È sì, più sì, carico, sì, gli abbiamo girato la molla. sì. Vi faccio tanti saluti, Celentino sei in gamba e canti come il vero celentano. Vi ascolto con simpatia, ciao Giuseppe, grazie. Grazie Giuseppe, buon divertimento. Ciao Antonio, come ti piace stare steso sul divano? Tanti saluti da Matteo. Vabbè, questi si mandano i messaggi Allora tramite Antonio noi. ti saluta Matteo. Esatto, Matteo ti saluta Antonio. Ciao Celentino, grandissimo. La Greta e Leo, mamma e papà
Dalla Gra di Frossasco. Ah, già, la Gra, conosco. Un bacione, ragazzi. Ciao, grazie. Sì. Lo sai che ad Halloween mi vesto da prete io? Ciao, bravissimi, un'ottima serata con ottime canzoni. Grazie Alex, grazie. Ricordiamo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì. Sì. Il mio obiettivo è fare colazione con la tazza Peretti. Ti capisco. Andate sul sito che trovate nella pubblicità, ci sono tanti gadget, tutti marchiati Casa Peretti. C'è di tutto, dalle magliette ai cappellini, ancora di più. Bau. Siete fantastici. Se lo dice Bau. Se lo dice lui, grazie. Certo. Ascoltami, intanto volevo approfittare di una persona anche per me importante e della mia collaboratrice. Salutiamo. Okay. Ti dicevo, ad Halloween Sì? io mi vesto da prete. E lei da strega. Ah, credo da sua. Sì, da strega. Da strega. Anche Lucia. Dove sei ad Halloween? Dove sei? Sono al Mulino. Al Mulino? Sì, Dove si trova? Porte. A Porte, Sì, quindi sì, aperta, una festa, non è privata, una festa pubblica, quindi Pubblica, ma ormai è privata perché praticamente non è c'è pieno, posto. è full, sold out, sì, perché esatto, sold anche out. il nostro Celentino fa i sold out, mica solo Tiziano Ferro e a Pausini, Ma no, anche Celentino fa i no, sold certo, out. certo. Solo che lui il sold out lo fa dove ci sono 12-13 mila persone. Vabbè, ma quello Io lo faccio dove ci sono 30 persone. Chi se ne però frega? è sempre sold out. È sempre sold out, certo. chi se ne frega. Sì. La mandi tu? Dai, mandala tu. Allora, la rimandiamo? Se per forza siamo alla fine del secondo tempo, dai. Allora, ragazzi, di nuovo con voi e con noi, a voi la pubblicità. Valutation. La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede in precipitazione. Svalutation. Cambia niente cambia lassù, c'è buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Amore mio, non capisco perché cerco delle fede un po' stanare dove valutation. Valutation. Con salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono remiti ma la grana dove svalutation. Svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare là, l'America è qua. In automobile a destra e a vent'anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, qual è la Svalutation. Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare caldo proprio l'uomo per me sulle tension. Sulle tension. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di abiti che di pane perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è quando pensi a te. Pensa. Anche un po' per me. Tu pensa che quando facciamo il pezzo io e Daniele insieme, Sì? a questo punto ci scateniamo totalmente. Fallo, sei libero di far tutto ciò che vuoi. Salutation per voi, Agostino.
Celentino! Ecco, bene. Sì. Celentino, amico mio. Ricordiamo che siamo anche dal vivo in questo terzo tempo, quindi 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Però prima di andare a leggere gli ultimi messaggi abbiamo ancora un brano. Perché le origini sono importanti di qualsiasi cosa che abbia avuto successo nella vita. Certo. Si parte sempre da una prima, da una seconda canzone, per poi arrivare chissà dove, no? È il sogno di qualsiasi musicista, di qualsiasi cantante. Loro partono dalla prima loro canzone e poi arrivano in alto, oppure magari si fermano alla prima canzone. Una delle prime di sicuro del molleggiato era questa storia, questo racconto di un pastore. C'era anche il film molto bello. Il pastore Serafino. E noi la facciamo. Per voi. Per voi. Questa è la storia. E così la seconda storia che vi voglio raccontare, la storia è Serafino, al mondo antico chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. No, lasciala stare. Rifacciamo. No, lasciala stare perché l'abbiamo... No, rifacciamo. La rifacciamo? Sì. Ragazzi, siamo dal vivo, questa è la prova concreta. È il bello. Non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino, al mondo antico chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore del cane fedele e amici sempre pronti, nei pascoli sui monti, a una spanna dal regno dei cieli, viveva felice così. Sì. O Serafino, difendi la tua libertà, la libertà. Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura, e quando prese in pugno la fortuna e un gruzzolo di soldi per caso ereditò, si fece una grande festa da fare girare la testa, scoppiarono i mortaretti, si fecero dei banchetti, per tutti ci fu il sorriso, che giorni di paradiso, per il pastore ricco Serafino, regalò qualche cosa agli amici, che gioia nel paese, per quelle batte spese, uno sciallo, una radio, un coltello e una macchina rossa per sé. O Serafino, le donne ti dicono di sì, beato te. Tira. Lui spingere la macchina che di un burrone va e soffierà. Dopo i giorni dell'allegria, amaro resta il vino, ritorna in tribunale Serafino, i suoi nemici per prendere questi soldi lo fan passare per matto, e lui che cosa fa? Si riprende le pecore del cane, gli amici sempre pronti, e torna là sui monti, nella casa più grande del mondo, che soffitte e pareti non ha. O Serafino, difendi la tua libertà, la libertà. Ti voglio bene.
Pastore Serafino, un uomo con il cuore da bambino, Come l'aria purissima del mattino, e vivere là sui monti, ritorna Serafino, e viverò come l'aria purissima del mattino, e vivere là sui monti, ritorna Serafino, e libero come l'aria purissima del mattino, e vivere là sui monti, ritorna Serafino, e libero come l'aria purissima del mattino, e vivere là sui monti, ritorna Serafino. L'abbiamo fatta meglio la seconda volta. Sì, è vero. Ma è bello così, è certo, bello così. Come sono belli gli ultimi loro messaggi. Dai Enrico, voglio ancora vedere questi 4-5 messaggi sul fotofini, sul finale. Vediamo, dai. Eccoli. Film duetto di John Lewis. Film detto, sì. Film detto di John Lewis. Scritto forse... No, sì, quasi, dai. Sì. Gran film educativo, ma Asso per me un mito. Tutto bene, mamma Ciro. Sì, hai ragione, anche Asso è bello. Sì, certo, grazie Sì, Ciro, sì. grazie. Andiamo avanti con gli altri messaggi. Dici tu Questo è che un non c'eri. bellissimo abbraccio. Potrai sempre rifugiarti nei miei abbracci. La zia ti proteggerà sempre. Per te Samuele, amore di zia. PS, Celentino, sei fortissimo. Bellissima serata in vostra compagnia. Grazie. Quanto è bello un abbraccio. Quanto è bello questo abbraccio. Ciao Enrico, ciao Celentino. Che piacere sentire le canzoni di Celentano. Ci ricordano una parte della nostra vita. Beata gioventù. Un bacione dalla Family Fava. Ciao ragazzi, grazie. ciao. Ciao. Ciao Celentino, e questo aspetta, questo è un LP, è Sì, un LP, un sì, vinile, esatto. probabilmente un 45 giri. Sì, Adriano dove sono Celentano. 3 pezzi qui. Esatto, il ragazzo della Via Gluck, il tuo bacio come un rock è 24.000 baci, cioè, cioè capisci che quando uno esce con 3 pezzi così non può che arrivare non può. in cima a qualsiasi Esatto, classifica possibile e immaginabile. E adesso chiudiamo così. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno di desideri, dei miei pensieri al contrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tant'anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Io devo dirti una cosa, che non mi sono annoiato niente questa sera, Neanch'io, ma è finita qui. Voglio ringraziare un amico, un grande amico. Grazie Agostino. Un saluto a Enrico in regia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccolo là dallo studio. Enrico, mi scrivi 30 secondi, ma devo tirare sul faro, sono cose che succedono. Io voglio ricordare che dopo di noi c'è Toro Scatenato questa sera. Spero di aver detto giusto, perché qua è successo un piccolo problema. Enrico, aiutami in regia. Non c'è domani Toro Scatenato, però se volete vedere questa replica alle ore 23:30. Grazie caro. Grazie Enrico in regia, grazie a ognuno di voi. Ci vediamo domani qui con me. Enzo Lasino, Valentina Branca e la zia Marta. Grazie, ciao. Ciao.